Domenica 25 gennaio, per la chiusura della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, 2 appuntamenti. Il primo nel pomeriggio dalla Basilica di San Paolo fuori le mura alle 17:30. Proponiamo in diretta i secondi vespri alla presenza di Papa Leone XIV. In serata alle 20:30, in diretta dalla Cattedrale di Verona, celebrazione ecumenica per la chiusura della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Telepace, voce di chi non ha voce, voce di chi non ha voce. Di misericordia per noi, confido in te, confido in te, o sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te, confido in te, o sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te, confido in te. Ecco la tua ora, Gesù, l'ora in cui sei venuto, l'ora della nostra salvezza. Ci stiamo muovendo con lo Spirito sulla collina del Golgota e ci mettiamo sotto la tua croce, accanto a Maria, al discepolo amato e le pie donne. Ti guardiamo che sei disteso sull'ignominioso albero della croce, non proprio comprendendo fino alla fine quello che è successo. Non siamo capaci di comprendere, perché tu, l'Onnipotente Dio, Signore del cielo e della terra, ti sei lasciato inchiodare sulla croce
dalle mani degli empi. Perché tu, che hai insegnato che sei uno con il Padre, invochi in quest'ora, pieno di dolore, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Abbiamo ascoltato, Gesù, il tuo Vangelo, ma ecco, adesso, sotto la croce, stiamo impotenti. Noi abbiamo voluto vederti, Signore, come un uomo potente e vincitore. Abbiamo chiuso le orecchie sulle tue parole dell'umiliazione, degli ultimi posti e dell'amore per i nemici. Ma tu, essendo un'unica cosa con il Padre, rafforzato dalla preghiera, ci mostri una vera vita e la via attraverso la croce. La sofferenza in molte forme e la partecipazione di ogni essere umano non evita i saggi, i ricchi o i grandi di questo mondo. Siamo indifesi di fronte alla nostra croce e alla croce degli altri. Perciò hai percorso questa strada come figlio di Dio per rafforzarci in queste esperienze, per rivelarci l'amore misericordioso del Padre Celeste, che accompagna sempre l'uomo e lo sostiene anche quando è indifeso di fronte alla sofferenza. Attira al tuo cuore tutti i peccatori, sostieni coloro che diffondono la gloria della tua misericordia e fanno conoscere la verità su di essa al mondo contemporaneo. Ai defunti dai la gioia di vederti nel regno dei cieli. Possa la tua misericordia essere sempre e ovunque glorificata anche nella sofferenza umana. Per tutte le intenzioni che ci sono affidate e per quelle che portiamo nei nostri cuori, offriamo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo la pace per il mondo intero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità
del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del nostro Signore Gesù Cristo, Spiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per
per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione di Santa Faustina e di San Giovanni Paolo II, scenda su ciascuno di voi la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Gesù, fam Tobie. Gesù, fam Tobie. Io confido in te, Gesù, nella tua misericordia. Gesù, fam Tobie. Gesù, fam Tobie. Io confido in te, Gesù, nella tua misericordia. Gesù, fam Tobie. Gesù, fam Tobie. Io confido in te, Gesù, nella tua misericordia.
Padre nostro, siamo nuovamente qui davanti a te. Tu conosci i dolori e le fatiche che in quest'ora appesantiscono il nostro cuore. Noi alziamo lo sguardo a te, ci immergiamo nei tuoi occhi e ci affidiamo al tuo cuore. Anche a te, oh Madre, la vita ha riservato difficili prove e umani timori, ma sei stata coraggiosa e audace. Hai affidato tutto a Dio, hai risposto a Lui con amore, hai offerto te stessa senza risparmiarti. Come intrepida donna della carità, in fretta ti sei recata ad aiutare Elisabetta. Con prontezza hai colto il bisogno degli sposi durante le nozze di Cana. Con fortezza d'animo sul Calvario hai rischiato di speranza pasquale la notte del dolore. Infine, con tenerezza di madre, hai dato coraggio ai discepoli impauriti nel cenacolo e con loro hai accolto il dono dello Spirito. E ora ti supplichiamo, accogli il nostro grido. Abbiamo bisogno del tuo sguardo amorevole che ci invita ad avere fiducia nel tuo Figlio Gesù. Tu che sei pronta ad accogliere le nostre pene, vieni a soccorrerci in questi tempi oppressi dalle ingiustizie e devastati dalle guerre. Tergi le lacrime sui volti sofferenti di quanti piangono la morte dei propri cari, dei propri figli. Ridestaci dal torpore che ha oscurato il nostro cammino e disarma i nostri cuori dalle armi della violenza, perché si avveri subito la profezia di Isaia: spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non si alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impereranno più l'arte della guerra. Madre, rivolgi il tuo sguardo materno a questa famiglia umana che ha smarrito la gioia della pace e ha perso il senso della fraternità. Madre, intercedi per il nostro mondo in pericolo, perché custodisca la vita e rigetti la guerra, si prenda cura di chi soffre, dei poveri, degli indefesi, degli ammalati, degli afflitti, e protegga la nostra casa comune. Invochiamo da te, Madre, la misericordia di Dio, tu che sei Regina della pace. Converti gli animi di chi alimenta l'odio, silenzia il rumore delle armi che generano morte, spegne la violenza che cova nel cuore dell'uomo e ispira progetti di pace nell'agire di chi governa le nazioni. Maria, Regina del Santo Rosario, sciogli i nodi dell'egoismo e dirada le nubi oscure del male. Riempici con la tua tenerezza, sollevaci con la tua mano premurosa e dona a noi, figli, la tua carezza di madre, che ci fa sperare nell'avvento di nuova umanità, dove il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia, regnerà nel giardino. Praticare la giustizia darà pace. O Madre, salus popoli romani, prega per noi.
Questo passaggio del Vangelo odierno ci racconta di un Gesù che, dopo aver trascorso una notte in preghiera, sceglie i 12 apostoli, coloro che avrebbero dovuto sostenerlo e aiutarlo nella sua missione. Ed è interessante sottolineare la sequenza di azioni che gli apostoli devono rispettare. In primo luogo sono apostoli, sono chiamati per stare con lui, per annunciare la parola e poi diede loro il potere di scacciare i demoni. Dare il potere è l'ultima delle azioni. Noi siamo abituati a pensare che chi ha più responsabilità, chi è più importante, ha più potere. Ecco, nella logica di Dio sembra che non funzioni così. Pensiamo a San Giovanni Paolo II, era Papa, bastava che alzasse un dito e tutti obbedivano a quello che lui chiedeva, eppure sapeva di dover restare, ci dicono i biografi, ore e ore in preghiera. Sapeva bene che chi è responsabile non è chi comanda di più, ma chi riconosce di avere la necessità di fermarsi più a lungo con Gesù. Gli apostoli saranno tali nella misura in cui in primo luogo restano con Gesù e rendono reale, riportano quella frase che Gesù poi pronuncerà: senza di me non potete far nulla, ma non perché non siamo capaci, perché abbiamo bisogno di un Dio eterno per aprire lo spazio dell'eternità sulla terra. L'uomo è temporaneo, tutto ciò che crea l'uomo nella sua responsabilità mondana ha una data di scadenza, quando invece l'esercizio della responsabilità personale si sposa con Dio che è eterno, allora tutto l'impegno dell'uomo diventa eterno, anche l'impegno di questi 12 apostoli, ma anche l'impegno di ciascuno di noi. Allora restiamo responsabili in questo, in primo luogo, in questo restare con Gesù.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. O Signore, vieni presso il mio aiuto. Ci introduce alla preghiera del Santo Rosario lo scrittore Giovanni Papini, un tempo molto noto, molto famoso, molto apprezzato. Nacque a Firenze nel 1881 e morì sempre a Firenze nel 1956, aveva 75 anni. Nacque da un padre ateo, ferocemente ateo. La mamma era molto buona, lo fece battezzare di nascosto, però chiaramente le idee del padre influirono sul figlio, al punto tale che nel 1911, a 30 anni, scrisse un libro che terminava così: uomini, diventate atei tutti, fatevi tutti atei. Era il 1911, ma nel 1918, mentre si trovava a Venezia, quando si diede il rintocco del campanile di San Marco a mezzanotte, si svegliò. Senza sapere perché, gli venne fuori un'Ave Maria. Quell'Ave Maria era un soccorso della Madonna per riportarlo a Gesù. 1918. 1921 pubblica questo libro. È stato stampato nel 1921, Storia di Cristo. È un racconto appassionato della vita di Gesù che termina con una preghiera che ancora oggi commuove. Sentite: Signore Gesù, se tu fossi un Dio geloso e acrimonioso, un Dio che tiene il rancore, un Dio vendicativo, un Dio solamente giusto, allora non daresti ascolto alla nostra preghiera, perché tutto quello che gli uomini potevano farti di male, anche dopo la tua morte e più dopo la morte che in vita, gli uomini l'hanno fatto. Noi tutti, quello stesso che ti parla, insieme agli altri, l'abbiamo fatto. Milioni di Giuda ti hanno baciato dopo averti venduto, e non per 30 denari soli, e neppure una volta sola. Legioni di farisei, sciami di Caifa ti hanno sentenziato malfattore, segno degno di essere inchiodato, e milioni di volte col pensiero e la volontà ti hanno crocifisso. Ma tu hai perdonato tutto e sempre. Mai come oggi c'è tanto bisogno di te. Eppure mai come oggi il tuo messaggio è dimenticato e disprezzato. Il regno di Satana è giunto ormai alla piena maturazione e la salvezza che tutti cercano brancolando non può essere che nel tuo regno. Gli uomini, allontanandosi dal Vangelo, hanno trovato la desolazione e la morte. La terra sembra un inferno illuminata dalla pazienza del sole. Ma noi ti aspettiamo. Ti aspettiamo ogni giorno, a dispetto della nostra indegnità. E tutto l'amore che potremo torchiare dai nostri cuori devastati sarà per te, Gesù crocifisso, che fossi tormentato per amore nostro e ora ci tormenti con tutta la potenza del tuo implacabile amore. Gesù, il tuo amore non meritato ci mette in crisi e aspetta la nostra risposta. Meditiamo i misteri del Rosario, tenendo presente questa accorata preghiera di Giovanni Papini. Il primo mistero ci porta nell'orto di Getsemani. Gesù prega, soffre fino a sudare sangue. Dalla scena drammatica di Gesù che prega, soffre e suda sangue, esce un raggio di luce che viene verso di noi e ci svela tutto il potere devastante del peccato. Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci conceda di aprire gli occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi. Maria Teresa diceva: il male è male perché fa male. Preghiamo perché lo possiamo capire, lo possono capire tutti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù flagellato, ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente, armonioso che Dio ha impresso nella creazione. Pensate, il profeta Geremia arriva a dire: a causa dei vostri peccati avete sconvolto anche il ciclo delle stagioni. Il peccato agisce su tutta la creazione. Maria Teresa diceva: è una picconata contro l'opera bella di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preserva dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano, delle guerre assurde che insanguinano il mondo. Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: «Non piangete su di me, piangete sui vostri figli». Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale,
dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia è assente, è distratta e la società non si preoccupa di salvare questi giovani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che viene caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario.
accompagnato dalla sua Santissima Madre, sempre fedelmente accanto fino all'ultimo respiro sulla croce. Maria, tu sei veramente il modello della fedeltà. Prega per noi perché venga riscoperta la bellezza della fedeltà nella famiglia e in tutti gli aspetti della vita, la fedeltà. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi,
Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci invita a posare lo sguardo su Gesù crocifisso. Dal crocifisso, dalle sue ferite, parte un fiume di amore che attraversa tutti i secoli. Chi apre il cuore diventa Massimiliano Kolbe, Giovanni Paolo II, Maria Teresa di Calcutta. Se apriamo il cuore a questa inondazione di amore, anche la nostra vita può essere veramente trasformata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano.
per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascolta. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudisci. Padre celeste che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo amore che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna di amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Vergine prudentissima, prega per noi. Vergine potente, prega Vergine clemente, prega Vergine fedele, prega per noi. specchio della santità divina, prega per noi. sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei veri cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio dell'ultimo capitolo della storia umana. Tu hai visto gli apostoli felici intorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel palmo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria Madre della Chiesa, tu non hai avuto paura quando arrivò la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme, quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria Madre della Chiesa, stringici al petto e donaci il battito del cuore del tuo Figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi.
Sia benedetto il nome del Signore. ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto il cielo e la terra. Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Sicuramente incontrerete qualcuno che porta la croce, aiutatelo. Aiutando uno a portare la croce diventa più leggera anche la nostra croce. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. O Maria, al mattino della Pentecoste tu hai sostenuto con la preghiera l'inizio dell'evangelizzazione intrapresa dagli Apostoli sotto l'azione dello Spirito Santo. Con la tua costante protezione continua a guidare anche oggi, in questi tempi di apprensione e di speranza, i passi della Chiesa, che, docile al mandato del suo Signore, si spinge con la lieta notizia della salvezza verso i popoli e le nazioni di ogni angolo della terra. Orienta le nostre scelte di vita, confortaci nell'ora della prova, affinché, fedeli a Dio e all'uomo, affrontiamo con umile audacia i sentieri dell'etere per recare alla mente ed al cuore di ogni persona l'annuncio gioioso di Cristo, Redentore dell'uomo. O Maria, stella dell'evangelizzazione, cammina con noi. Amen. La pace vola sulle ali di 1000 colombe. Bastano 1.000 euro donati da 1.000 di voi per far volare più in alto la voce di Telepace. Ogni dono, piccolo o grande che sia, è un battito d'ali che porta luce e fede là dove c'è bisogno di pace. Vola insieme a noi, sostienici. Telepace, voce di chi non ha voce, voce di chi non ha voce.
l'impegno della Chiesa per l'unità dei cristiani. Vi proponiamo l'intervista a Sua Eccellenza Monsignor Flavio Pace, segretario del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani. Proseguiamo parlando di beni ecclesiastici e futuro delle comunità, il nuovo corso che partirà a febbraio a Vicenza, promosso dalla Facoltà Teologica del Triveneto. Spazio poi alle novità previste per i caregiver, coloro che si prendono cura di familiari o amici non autosufficienti. In chiusura, Oculus Spei, il documentario cortometraggio dedicato a Papa Francesco, scritto e diretto, proiettato in anteprima nazionale alla Filmoteca Vaticana qualche giorno fa. Bentrovati amici di Telepace, bentrovati all'appuntamento con Fatti e Prospettive in questo venerdì 23 gennaio. Tanti gli argomenti e, come sentivate in apertura, la pagina ecclesiale. Stiamo vivendo in questa settimana la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, il tema tratto dalla lettera di San Paolo agli Efesini: un solo è il corpo, uno solo è lo spirito, come una sola è la speranza alla quale Dio vi ha chiamati. E proprio per capire il significato di questi giorni di preghiera, perché li dobbiamo fare, perché li stiamo vivendo, il collega Giovanni Orsenigo di Telepace Roma ha intervistato per noi Sua Eccellenza Monsignor Flavio Pace, segretario del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani. L'abbiamo conosciuto qualche tempo fa proprio in occasione del viaggio apostolico, il primo, di Papa Leone in Turchia e Libano. Andiamo quindi a dare la linea a Giovanni Orsenigo per questa intervista. Buon pomeriggio Francesca e ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori. Lo spazio di approfondimento dedicato all'attività della Santa Sede per quest'oggi è dedicata alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, e per l'occasione mi sono recato al Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani, dove con me c'è Monsignor Flavio Pace, il segretario di questa istituzione, con il quale appunto parleremo di questa settimana che va dal 18 al 25 gennaio e che, come ha ricordato Papa Leone, ha ormai più di 2 secoli di storia. Monsignore, le chiedo subito se ci racconta come nasce questa settimana e perché è così attuale ancora oggi. Ma nasce come un dono dello Spirito, come tanti momenti della Chiesa, come percepire l'altro non soltanto come colui che è diverso perché si è diviso da noi, ma l'altro come un fratello nello Spirito. Questo non è scontato ed è stato un movimento che, con diverse sensibilità, perché anche i modelli di ecumenismo si sono evoluti, è partito con un afflato, un desiderio dello Spirito di potersi ritrovare. Prima era anche solo impossibile pensare di ritrovarsi, tantomeno di pregare insieme, e questo è stato il segno di un cammino che è partito come desiderio, ha posto le basi e poi si è effettivamente concretizzato e, diciamo, consacrato in modo particolare, in realtà non proprio 200 anni fa, ma i timidi accenni precedenti, ma poi in tutto quel movimento ecumenico che ha preparato anche l'arrivo al Concilio Vaticano II e in modo particolare per la Chiesa Cattolica in maniera definitiva si è consacrato con il Concilio Vaticano II. Il tema scelto per quest'anno è tratto dalla lettera agli Efesini: uno solo è il corpo, uno solo è lo spirito, come una sola è la speranza alla quale Dio vi ha chiamati. Che messaggio consegna questo tema ai cristiani delle diverse confessioni? Beh, la cosa bella è che lo preghiamo e lo meditiamo a pochi giorni dalla conclusione del Giubileo, che certamente è stato un evento della Chiesa Cattolica, ma che in realtà ha visto dentro quell'anno santo tanti segni santi di cammino, di riconciliazione e di incontro anche a livello ecumenico, per cui questa speranza che è Gesù Cristo, cioè la speranza di Gesù Cristo, e non è posseduta da nessuna Chiesa e confessione in quanto tale, ma noi tutti siamo rivolti verso di Lui. E poi ridire la sorgente che è il comune battesimo. Una sola è la speranza, ma una sola è il battesimo, e anche questo, devo dire, nel cammino ecumenico non è un dato scontato, perché fino a poco tempo fa e in alcuni contesti ancora non c'è il riconoscimento mutuo del battesimo, mentre invece la sorgente è il battesimo, nella quale noi siamo chiamati, dobbiamo riscoprire l'origine e camminare verso quel fondamento che l'origine ci dà, che è la costituzione di una comunità unica. Per la settimana di questo 2026 le preghiere, le meditazioni sono state preparate dalla Chiese armene. Allora,
Perché questa scelta, che valore hanno dal punto di vista ecumenico? Sì, grazie per questa domanda, perché mi consente di chiarire dei dubbi che forse sono emersi anche in alcune altre testate giornalistiche. Allora, la settimana di preghiera, i testi sono preparati 2 anni prima e sono preparati da una commissione nominata da questo dicastero e dalla commissione Fede e Costituzione del Consiglio Mondiale delle Chiese. Di conseguenza è un lavoro che, anche perché con tutte le traduzioni e tutto, bisogna sempre partire molto prima. 2 anni fa certamente la situazione dell'Armenia come paese era comunque già difficile, lo è in modo particolare a volte anche a livello ecclesiale in questi tempi. Dice però l'attenzione, quando si è deciso all'epoca e si è trovati a Ecmiadzin per preparare, fare un lavoro insieme, un lavoro chiamiamolo sinodale, visto che va un po' di moda, tra diversi componenti, tra diversi afflati. La testimonianza e la bellezza della Chiesa armena ci dice una tradizione spirituale profondissima. Di fatto i testi non entrano tanto sulla dimensione dell'Armenia in quanto tale oggi, ma riscoprono alcuni testi di padri armeni, di spiritualità armena, che questa bellissima fonte che, te ricordo, abbiamo appena celebrato i 10 anni dalla proclamazione al dottore della Chiesa di San Gregorio di Narek nel 2015 da parte di Papa Francesco. È il segno di una spiritualità che è diversa dalla nostra, ma è un rivo, una sorgente a cui vogliamo attingere, e il fatto che questo diventi strumento di preghiera per tutte le comunità cristiane del mondo è un segno bello di condivisione, di scoperta e di speranza. Lei ha parlato dell'utilizzo di queste meditazioni per le comunità di preghiera. Allora, concretamente le parrocchie, i fedeli, le famiglie, come possono utilizzare queste meditazioni che proponete? Sì, lo strumento è uno strumento variabile, molto ci vuole anche un po' di buonsenso e dipende anche un po' dal contesto. Un conto è una comunità monastica, un conto è una parrocchia. Quello che noi auspichiamo e che il Papa ha anche richiamato nel Post Angelus è che anzitutto riscopriamo questa settimana come una chiamata di tutti. Non è una questione di elite, di pochi, ma è una questione di tutti, e se anche uno non riesce a prendere il testo perché non lo trova, anche se c'è sui siti tradotto in tutte le lingue, ma dicesse un Padre Nostro, che è la preghiera dei figli, già questo è un segno, perché l'ecumenismo vive nella consapevolezza di essere figli e nel sostegno e l'invocazione dello Spirito. Lo strumento è fatto in modo tale che sia la comunità che celebra la messa, sia la comunità che fa delle veglie particolari può utilizzarlo partendo dal dato biblico, partendo da alcune meditazioni più patristiche, partendo soprattutto anche dalle preghiere di intercessioni, che sono le suppliche invocando lo Spirito con diverse intenzioni, per cui è uno strumento componibile, ma molto praticabile, perché uno non deve avere l'angoscia di dover far tutto, attinga qualcosa per potersi dissetare e attingere a una fonte di speranza. La settimana si concluderà con la celebrazione presieduta dal Santo Padre, la celebrazione dei secondi vespri alla Basilica di San Paolo fuori le mura. Che significato ha questo gesto e che messaggio il Papa intende affidare all'intera Chiesa cattolica e cristiana? Allora, cercando di essere sintetico, la visita di Re Carlo ci ha restituito la consapevolezza che è una basilica che oramai è votata, è la basilica dell'ecumenismo, per i gesti che sono stati compiuti e per la preghiera che annualmente lì vi si compie. Certamente il riferimento è l'apostolo delle genti, cioè l'ecumenismo è possibile nella misura in cui noi ci lasciamo abbracciare da Cristo, conquistare da Lui, per conquistare a Lui tutti, che non significa conquistare tutti alla nostra confessione, ma riscoprirci tutti discepoli di Cristo, per avere quel fuoco dentro che aveva San Paolo, perché il Vangelo possa essere conosciuto. È un po' come ha richiamato anche il documento sinodale, parlando di un possibile eventuale futuro sinodo sull'evangelizzazione, che sia però ecumenico, perché noi siamo debitori a Cristo del suo Vangelo. E allora questo è un segno tradizionale da un lato, ma sempre nuovo, perché poi fa vedere il Papa che prega il Vespero cattolico dentro la Basilica nella festa della conversione, ma insieme ai cristiani di altre confessioni che sono accanto a lui, fanno la processione con lui, scendono con lui a venerare la confessione dell'Apostolo. Siamo quasi giunti alla conclusione di questa chiacchierata. Le vorrei chiedere, oltre alla settimana di preghiera che stiamo vivendo, di che cosa si occupa concretamente il Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani, come agite anche nel dialogo ecumenico? Certo.
Beh, il dicastero nasce dal desiderio di Giovanni XXIII che al concilio fosse presente qualche delegato fraterno, per cui è nato come una sorta di strumento di ospitalità, accoglienza e di riapertura dei contatti. Poi in realtà si è sviluppato attraverso grandi incontri, penso a Paolo VI e Atenagora, ma poi a Paolo VI e l'arcivescovo di Canterbury Ramsay, con incontri che hanno poi dato luogo all'apertura di tavoli bilaterali di dialogo teologico, perché l'unità non sarà possibile se non nella fede, e sulla professione della fede abbiamo appena celebrato il Concilio di Nicea, ma ci sono state poi tante incomprensioni, fraintendimenti o proprio in qualche modo differenti espressioni che vanno in qualche modo ascoltati, rimessi sul tavolo, perché nell'ascolto reciproco, come fu nel 99 per la dichiarazione congiunta sulla giustificazione con il mondo luterano, chiarire che magari riascoltandosi dopo secoli linguaggi diversi si può scoprire che possono dire invece un'unità di fede per quanto i percorsi di espressione siano diversi. E poi c'è l'ecumenismo della carità, gli incontri, le borse di studio che garantiamo a alcuni studenti ortodossi orientali. In questi giorni, le vedrete durante i vesperi, ci sono gli studenti dell'Istituto Ecumenico di Bossé che vengono qui a Roma, per cui è fatta di teologia, di dialogo, di amore, di carità, di studio insieme e di fraternità. Sono ingredienti che da soli, cioè è nell'insieme di questi che fanno respirare il movimento ecumenico. Dunque noi siamo giunti alla conclusione di questa intervista. Io ringrazio Monsignor Pace per essere stato in nostra compagnia. Grazie. E niente, abbiamo terminato. Francesca, io ti restituisco la linea e domenica vivremo insieme in diretta i Vespri presieduti da Papa Leone per la conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Francesca, a te. Grazie mille Giovanni, ottimo, interessante questa intervista a Sua Eccellenza Monsignor Flavio Pace. Proseguiamo fatti e prospettive con un altro argomento, un argomento particolare, interessante. Parliamo dei beni ecclesiastici che per qualche motivo all'interno delle nostre comunità, nelle nostre parrocchie, gli oratori piuttosto che i cinema parrocchiali che non vengono più usati, possono, le sale parrocchiali, dicevo, possono avere una seconda vita, o meglio possono proseguire a fare servizio per la comunità, ma cercando di farli rivivere anche con tutte le tecniche moderne. È questo il tema di un corso che si svolgerà a Vicenza presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose Monsignor Onisto di Vicenza, promosso dalla Facoltà Teologica del Triveneto e anche dalla Diocesi di Vicenza. È collegato con noi e ce ne parla il professor Davide Lago, docente all'Università di Padova e all'Istituto Superiore Scienze Religiose Onisto di Vicenza, pedagogista, ecco, e sarà uno dei due docenti che porterà avanti questo corso universitario. Grazie intanto professor Lago di essere con noi. Beni ecclesiastici e futuro delle comunità. Da dove nasce questo interesse? Da dove nasce questo corso universitario? Innanzitutto nasce da una premessa che si è tenuta l'anno scorso, un corso breve su invito che aveva iniziato a sviscerare il tema del riuso dei beni comuni, comunitari che appartengono alle nostre comunità parrocchiali o alle congregazioni religiose. L'idea è quella di osservare quello che accade di fronte a un certo calo anche numerico delle persone che vivono le nostre parrocchie e che quindi possono anche dare manforte a livello di volontariato, ad esempio, a tenere operativi molti beni, e di osservare che cosa accade in molte realtà, in maniera molto, molto aperta, molto umile anche se vogliamo, andando soprattutto a guardare quelli che sono i casi virtuosi che potrebbero essere di aiuto per quelle comunità che magari in questo momento si stanno interrogando su che cosa fare di una vecchia canonica non più abitata dal parroco, di una scuola dell'infanzia che magari nel frattempo è stata chiusa perché è accorpata con un'altra, di strutture molto piccole in realtà. Noi oggi ci occuperemo in questo seminario di strutture minori che però potrebbero offrire un tetto a altri servizi in risposta a bisogni che possono emergere dal territorio.
Come sarà strutturato questo corso? A chi è indicato, tra l'altro? Cioè, chi è che deve partecipare, può partecipare? Possono partecipare chiaramente gli studenti dell'Istituto di Scienze Religiose, per i quali è stato pensato in prima battuta come un'attività accademica opzionale nel loro piano di studi, ma poi è un corso aperto a tutti coloro che come uditori intendono parteciparvi, in modo appunto da rafforzare alcuni elementi teorici ma anche e soprattutto pratici in merito all'uso di questi beni. Penso a membri del Consiglio per gli Affari Economici, penso a persone che a livello di curia o per motivi di tipo ministeriale o pastorale si occupano appunto della gestione concreta della vita delle comunità. Si tratta di 8 incontri, 2 incontri al mese tra febbraio e maggio, di venerdì sera dalle 6:30 alle 9. Allora, voi proponete questo corso che appunto nasce da una ricerca che avete fatto su realtà più grandi sparse nel territorio del Veneto. Sono 3 realtà che sono il Patronato San Carlo a Padova, la Villa Angaran San Giuseppe a Bassano del Grappa e il Centro della Famiglia a Treviso, che sono realtà più grandi. Ma siccome lei parlava di cose concrete, di consigli concreti o di uno studio che mira a dare delle idee, delle consapevolezze di concretezza, l'idea è un po' quella di instillare e di rinverdire, di far venire un po' di coraggio dell'utilizzo di questi spazi? Sì, questo chiaramente è il pensiero più immediato, sapendo che non possiamo magari fermare, come dire, un processo che è in atto da alcuni decenni, per cui probabilmente alcuni beni minori delle nostre comunità potrebbero anche nel prossimo futuro essere alienati, ma la logica dell'uso, del riuso, ma anche dell'alienazione deve rispondere a delle domande che non hanno soltanto un aggancio con i temi economici, ma devono anche chiedersi per quale motivo questi beni sono stati creati. E spesso alla base di una comunità che negli anni 50, 60, 70 si impegnava per costruire un centro giovanile, un patronato, una scuola, una struttura di qualche tipo, c'erano almeno 3 grandi esigenze che potremmo tradurre con un linguaggio molto laico: il bisogno di creare occasioni di formazione capillari sul territorio, la necessità di offrire dei servizi per gli ultimi, per le persone più svantaggiate, e il bisogno imponente di alimentare il legame sociale. Questi 3 elementi possono essere ravvisati e fatti rivivere anche oggi, anche con modalità inedite che non sono magari quelle esattamente uguali a quelle che erano state pensate in origine. Sa, stavo pensando mentre lei mi diceva queste cose che mai come in questi ultimi tempi sui giornali, nel vivere quotidiano si sente sempre anche l'assenza o la mancanza di posti dove si possono incontrare i giovani. Mancano gli oratori, insomma questa in soldoni è la cosa che si sente dire molto spesso, soprattutto da educatori, genitori, nonni eccetera. E allora cioè questi spazi che sono nati negli anni 50 e che adesso magari si possono trovare in disuso o possono essere non in linea con anche tutti i parametri di sicurezza degli ultimi tempi, potrebbero diventare invece dei nuovi oratori colorati e utilizzando anche e non solo partner esterni, cioè in maniera tale, perché quando si va nelle parrocchie e nelle chiese il problema economico è sempre abbastanza forte, ma potrebbe essere che all'interno di questo corso si può parlare anche di come strutturare la ricerca di fondi, insomma per cercare di dare sempre di più alla società questi oratori, questi luoghi di ritrovo che soprattutto per le giovani generazioni mancano. Sì, sicuramente non è l'obiettivo principale quello per esempio di reperire fondi. Ma sì, per il semplice motivo, non perché non sia importante, ma per il semplice motivo che è fondamentale che ci sia prima un processo di discernimento comunitario, perché questi beni comunque rispondono a una logica di noi, quindi queste decisioni vanno prese da un noi, da un gruppo, da una comunità, da un collettivo, se vogliamo anche chiamarlo così. Di fatto non è pensabile, credo, che in tutte le parrocchie, anche le più piccole,
tornino a vivere luoghi che in passato hanno accompagnato i giovani nel loro percorso di crescita, perché nel frattempo occorre osservare la realtà, ci sono moltissime altre possibilità, luoghi e spazi affinché un giovane possa impegnare il suo tempo. Probabilmente non ci sono più così tanti spazi gratuiti, questo potrebbe essere una questione sicuramente da porre, cioè si tratta di attività che spesso sono a pagamento in varie dimensioni dello sport, della musica, del tempo libero in generale. In qualche modo i nostri centri giovanili rappresentavano invece uno spazio gratis della comunità che la comunità metteva a disposizione dei propri ragazzi. Non sarà quindi immaginabile un ritorno capillare di questo tipo, non è credibile apparentemente, certo. Insomma. Però quello che può essere, per esempio, penso a un'unità pastorale con più parrocchie, è convergere su alcuni servizi, su alcuni beni, su alcuni beni immobili e magari provare a immaginare per gli altri beni, magari un po' più periferici, la possibilità di diventare tetto per altre idee, per esempio relative a un supporto, a uno spazio di ritrovo per le persone anziane, oppure per luoghi di sostegno alla genitorialità, alla famiglia, o ad altre fasce deboli e vulnerabili che talvolta hanno dei bisogni inespressi che non sempre trovano delle risposte, oppure trovano delle risposte ma queste risposte faticano a trovare una casa, perché la casa è un qualcosa di oneroso, no? Certo. E invece magari la struttura c'è e potrebbe diventare appunto tetto per qualche idea già esistente. Interessante, sembra una cosa che sia lontana da noi, in realtà per chi vive nelle comunità parrocchiali è una realtà invece molto molto vicina e molto sentita. Andiamo a dare gli ultimi dettagli per questo corso. Quando chiudono le iscrizioni? Le iscrizioni chiudono il 31 di gennaio, quindi fra pochi giorni. È possibile rivolgersi sul sito internet dell'ISTRA di Vicenza, Istituto di Scienze Religiose di Vicenza. Occorre dire che questo tipo di seminario prevede già una modalità ibrida, per cui ci saranno le lezioni in presenza per gli studenti dell'istituto e per chi abita nel territorio vicentino, ma sarà possibile seguire le attività anche online, quindi per chi magari ha voglia e desiderio di partecipare ma è impossibilitato per la lontananza, c'è la possibilità della frequenza online. Mi sembra che abbiamo detto tutto e che abbiamo sottolineato soprattutto il senso pratico di un corso di questo tipo, tenendo conto che si tratta comunque di un corso accademico e che quindi è un corso formativo. La ringrazio davvero, professor Lago. In bocca al lupo per il corso e sicuramente torneremo a sentirci magari per altri argomenti, ma sempre inerenti al corso e comunque alla vita sia della Facoltà del Triveneto che dell'Istituto di Vicenza. Buon proseguimento, arrivederci. Grazie. Arrivederci, grazie. E questo era il nostro primo argomento che davvero potrebbe avere dei risvolti interessanti anche per tutti coloro che vivono davvero, come dicevo prima, la vita delle parrocchie, la vita delle comunità, per capire anche come rinfrescare alcuni luoghi che non rispondono più a certe esigenze. Come dicevamo in apertura, il secondo nostro grande argomento di grandissima attualità è quello dei caregiver, ovvero quelle persone che si prendono cura nella propria casa o nelle vicinanze di familiari, amici, persone care, persone vicine, un'azione di cura. Abbiamo parlato già in altre occasioni di questo tema, è un tema che coinvolge una parte insomma rilevante per noi di popolazione. Andiamo ad ascoltare questa scheda che racconta che nella legge di bilancio del 2026 il caregiver diventa una parte, insomma viene citato e si cercano dei fondi e si sono trovati dei fondi per loro, quindi andiamo ad ascoltare la scheda e poi di nuovo qui in studio con ospiti per parlare appunto di questo argomento.
Caregiver, ovvero la persona che si prende cura di un familiare o di un amico non autosufficiente, malato, anziano o disabile, e che lo assiste nelle attività quotidiane fornendo supporto emotivo, spesso gratuitamente e in ambito domestico. Un ruolo di cura non professionale molto importante che ha un fortissimo impatto umano, sociale, economico. È per questo che negli ultimi anni si è avviato un percorso normativo e finanziario per riconoscerne il ruolo. Nel 2018, all'interno della legge di bilancio, si era istituito un fondo per il sostegno del ruolo di cura con risorse pari a 20 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020. Il fondo è stato poi incrementato a 5 milioni. L'ultimo riparto noto, nel 2023, aveva stanziato 25,8 milioni di euro. La legge di bilancio 2024 ha abrogato il fondo, facendo confluire le risorse nel nuovo Fondo Unico per l'Inclusione. In queste settimane le nuove disposizioni presenti al comma 227 della manovra 2026, pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale, è confermata l'istituzione di un cospicuo stanziamento che però sarà effettivamente disponibile solo dal 2027. Nello specifico il testo della legge dice così: è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il 12 gennaio il Governo ha approvato una proposta di legge in tema di disabilità che evidentemente utilizzerà i fondi stanziati. Si prevedono modifiche amministrative e un contributo mensile per chi si prende cura di disabili gravissimi pari a 400 euro. Sarà riservato però a persone con reddito sotto i 3.000 euro. È veramente un passo avanti? E siamo qui in studio proprio per parlare di questo, passo avanti che pare sia stato fatto con la legge di bilancio. Vi presento gli ospiti che parleranno con noi e dai quali cercheremo di capirne di più. Parto con la professoressa Letizia Bosoni, che è collegata con noi online, docente di sociologia dell'Università Cattolica di Milano. Grazie per essere con noi. E con Alessandro Chiarini, coordinatore nazionale Famiglie con Disabilità, che invece è qui in studio insieme. Allora, Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità, CONFAD. È così. Dicevo, un argomento di grandissima attualità, tanto che oggi all'Università Cattolica di Milano sono stati presentati, e probabilmente ancora, gli esiti di un progetto di ricerca triennale dedicato proprio al capitale sociale e alle pratiche di cura, riguardo proprio i caregiver, coloro che
per diventare più somiglianti a Gesù. La preghiera liturgica, con la sua struttura e la sua forma ritmata, vuole esprimere la Chiesa tutta sposa di Cristo, che cerca di conformarsi al suo Signore. Ognuno di noi, nella nostra preghiera, vuole diventare più somigliante a Gesù. La preghiera fa emergere quello che stiamo vivendo o che dovremmo vivere nella vita quotidiana. Almeno la preghiera che non vuole essere alienante o solo decorativa. La preghiera ci dà impulso per mettere in atto o verificarci in ciò che si recita anche in un salmo. Siamo noi le mani di Dio che dalla fragilità rialza il povero, e siamo noi a lavorare perché la tristezza della sterilità si trasformi nella gioia del terreno fertile. Noi che cantiamo che agli occhi del Signore è preziosa la morte dei Suoi fedeli, siamo quelli che lottiamo, ci diamo da fare, difendiamo il valore di ogni vita umana, dal concepimento fino a che gli anni sono molti e la forza poca. La preghiera è il riflesso dell'amore che abbiamo per Dio, per gli altri, per il mondo creato. Il comandamento dell'amore è la miglior configurazione con Gesù del discepolo missionario. Stare attaccati a Gesù dà profondità alla vocazione cristiana, che è coinvolta nel fare di Gesù, che è molto più che un'attività. Cerca di assomigliare a Lui in tutto ciò che compie. La bellezza della comunità ecclesiale nasce dall'adesione di ciascuno dei suoi membri alla persona di Gesù, formando un insieme vocazionale nella ricchezza, nella varietà armonica.
adorare. Adorare. Noi nel mondo dell'efficienza abbiamo perso il senso dell'adorazione, anche nella preghiera. Certo, preghiamo, vediamo il Signore, chiediamo, ringraziamo, però l'adorazione è stare davanti all'unico Dio, quello che è l'unico, che non ha prezzo, che non si negozia, che non si cambia, e tutto quello che è fuori di Lui è un'imitazione di cartone, un idolo. Adorare. E questo bisogna fare sforzo per crescere in questo modo di orazione. L'adorazione, adorate Dio, è una carenza della Chiesa in questo momento, forse per mancanza di pedagogia. Questo sentimento dell'adorazione, che abbiamo anche nel primo comandamento, adora l'unico Dio, non avrai altro Dio, è l'unico che dovrai adorare. Questo perdere tempo, senza chiedere, senza ringraziare, anche senza lodare, solamente adorare con l'anima prostrata. Non so perché dobbiamo pensare a questo. Lo sento, è qualcosa che viene da dentro. Affidare tutto a Dio.
La preghiera non è una buona pratica per mettersi un po' di pace nel cuore, nemmeno un mezzo devoto per ottenere da Dio quel che ci serve. Se fosse così, sarebbe mossa da un sottile egoismo. Io prego per stare bene, come se prendessi un'aspirina. No, non è così. Io prego per ottenere questa cosa, ma questo è un fare e un affare. Non è così. La preghiera è un'altra cosa. È un'opera di misericordia spirituale che vuole portare tutto al cuore di Dio. Prendi tu che sei padre. Sarebbe così per dirlo in maniera semplice. La preghiera è dire prendi tu che sei padre. Guardaci tu che sei padre. E questo rapporto con il padre. La preghiera è così. È un dono di fede e di amore. Un'intercessione di cui c'è bisogno come del pane. In una parola significa affidare. Affidare la Chiesa, affidare le persone, affidare le situazioni al Padre. Io ti affido questo, che se ne prenda cura. Per questo la preghiera, come amava dire Padre Pio, è la miglior arma che abbiamo. Una chiave per il cuore di Dio, una chiave che apre il cuore. Una chiave facile. Il cuore di Dio non è blindato con tanti mezzi di sicurezza. Si può aprirlo con una chiave comune, con la preghiera. Perché ha un cuore d'amore, un cuore di padre. Grande forza della Chiesa che non dobbiamo mai lasciare, perché la Chiesa porta frutto, se fa come la Madonna e gli Apostoli, che erano perseveranti e concordi nella preghiera, mandavano lo Spirito Santo. Perseveranti e concordi, altrimenti si rischia di appoggiarsi altrove, sui mezzi, sui soldi, sul potere. E poi l'evangelizzazione svanisce, la gioia si spegne e il cuore diventa noioso. Voi volete avere un cuore noioso? Io direi che è meglio avere un cuore gioioso. E allora preghiamo. Questa è la ricetta.
Gesù guarisce. Questo ci fa pensare com'è la preghiera per chiedere qualcosa al Signore nel Vangelo, come pregano le persone che incontrano Gesù. Per chiedere qualcosa al Signore ci vuole la fede. C'era anche un altro uomo che chiese a Gesù di guarire un figlio posseduto dal demonio. Gli dice: se tu puoi, fai qualcosa. Gesù, di fronte a quelle parole, risponde: se voi aveste fede quanto un sena di senape. Sì, davanti a quell'uomo che dubitava, Gesù replica: dunque che tutto è possibile a chiunque crede. Ma ecco che di rimando quel povero uomo pieno di angoscia ribatte: credo, Signore, ma aiuta la mia debole fede. Quando ci avviciniamo al Signore per chiedere qualcosa, si deve partire dalla fede e farlo. Io ho fede che tu puoi guarirmi. Io credo che tu puoi fare questo. La preghiera nella fede. E noi come preghiamo? Quando abbiamo bisogno di qualcosa, come lo chiediamo? Chiediamo con fede? Lo chiedo un po' per abitudine. E ripeto magari semplicemente: Signore, ho bisogno di questo. Ovvero interesse di quello che sto chiedendo. La preghiera, se io chiedo qualcosa, parte dalla fede. E se non ho tanta fede, si può dire come quell'uomo, come il papà del bambino: credo, Signore, ma aiuta la mia poca fede. Tante volte ci sono delle difficoltà, come nel passo che citavamo del Vangelo, oppure quando arrivano con il paralitico, con la barella e c'è la folla, e lì dentro la casa, fuori non potevano avvicinarsi. Gli amici volevano che il loro compagno fosse guarito. Anche il paralitico voleva essere guarito. E sono andati dietro la casa, sono saliti sul tetto, hanno fatto un buco, hanno fatto scendere la barella col paralitico davanti a Gesù. C'era una grande difficoltà, ma hanno saputo andare oltre le difficoltà, cercare il modo di avvicinarsi a Gesù con la fede che può guarire. Hanno avuto il coraggio di cercare il modo.
La preghiera cristiana nasce dalla fede in Gesù e va sempre con la fede oltre le difficoltà. Una frase per portarla con noi nel nostro cuore ci aiuterà dal nostro padre Abramo, al quale è stata promessa l'eredità, cioè di avere un figlio a 100 anni. Dice l'Apostolo Paolo: credette e con questo fu giustificato. Fede è fare di tutto per arrivare a quella grazia che sto chiedendo. Il Signore ci ha detto: chiedete e vi sarà dato. Prendiamo anche questa parola e abbiamo fiducia, ma sempre con fede e mettendoci in gioco. Questo è il coraggio che ha la preghiera cristiana. Se una preghiera non è coraggiosa, non è cristiana. Con insistenza. Nel Vangelo di Luca, a un certo punto, Gesù racconta una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi. Il protagonista è una vedova che è forte, riesce a farsi fare giustizia da lui. E Gesù conclude: se la vedova è riuscita a convincere quel giudice, volete che Dio non ascolti noi? Se lo preghiamo con insistenza? L'espressione di Gesù è molto forte. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di Lui? Gridare giorno e notte verso Dio. Ci colpisce questa immagine della preghiera. Ma chiediamoci perché Dio vuole questo. Lui non conosce già le nostre necessità. Che senso ha insistere con Dio? Questa è una buona domanda che ci fa approfondire un aspetto importante della fede. Dio ci invita a pregare con insistenza, non perché non sa di che cosa abbiamo bisogno o perché non ci ascolta. Al contrario, Lui ascolta sempre e conosce tutto di noi con amore. Nel nostro cammino quotidiano, specialmente nella difficoltà, nella lotta contro il male, fuori e dentro di noi, il Signore non è lontano, è al nostro fianco. Noi lottiamo Lui accanto e la nostra arma è proprio la preghiera, che ci fa sentire la sua presenza accanto a noi da solo. La lotta contro il male è dura e lunga, richiede pazienza e resistenza, come Mosè che doveva tenere le braccia alzate per far vincere il suo popolo. E così c'è una lotta da portare avanti ogni giorno, ma Dio è il nostro alleato. La fede in Lui è la nostra forza e la preghiera è l'espressione di questa fede. Perciò Gesù ci assicura la vittoria, ma alla fine si domanda: il Figlio dell'uomo, quando verrà sulla terra, troverà la fede? Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca, proclami la tua lode.
Gesù Cristo che lo Dio e per l'uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paracleto. Benedetta la grazia di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua santa e immacolata concezione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, il suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi atti e nei suoi santi. Prepariamo a celebrare la Santissima. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Il tempo che viviamo è un tempo ordinario nella dimensione di mettere ordine ad alcune possibilità nella relazione con Dio, nella nostra quotidianità, nelle nostre fatiche. Anche durante l'adorazione eucaristica abbiamo ascoltato il buon consiglio che viene da una parola sapiente, la parola del Vangelo. E ancora siamo pronti e predisposti ad accogliere quella parola e a vivere l'Eucaristia con quella dimensione che appartiene ai figli di Dio, la misericordia. Per questo, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, intesi come disorientamenti all'amore di Dio, e apriamo il cuore all'opera dello Spirito Santo. Confesso, Dio a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata e Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che governi il cielo e la terra, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo e dona ai nostri giorni la tua pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ascoltiamo la parola del Signore. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Saul scelse 3.000 uomini valorosi in tutto Israele e partì alla ricerca di Davide e dei suoi uomini di fronte alle rocce dei Caprioli. Arrivò ai recinti delle greggi lungo la strada, dove c'era una caverna. Saul per coprire i suoi piedi, mentre Davide e i suoi uomini se ne stavano in fondo alla caverna. Gli uomini di Davide gli dissero: ecco il giorno in cui il Signore ti dice: vedi, pongo nelle tue mani il tuo nemico, trattalo come vuoi. Davide si alzò e tagliò un lembo del mantello di Saul senza farsene accorgere. Ma ecco, dopo aver fatto questo, Davide si sentì battere il cuore per aver tagliato un lembo del mantello di Saul. Poi disse ai suoi uomini: mi guardi il Signore dal fare simile cosa al Signore, al consacrato del Signore, dallo stendere la mano su di lui, perché è il consacrato del Signore. Davide a stento dissuase con le parole i suoi uomini e non permise loro che si avventassero contro Saul. Saul uscì dalla caverna e tornò sulla via. Dopo questo fatto, Davide si alzò, uscì dalla grotta e gridò a Saul: o re, mio Signore. Saul si voltò indietro e Davide si inginocchiò con la faccia a terra e si prostrò. Davide disse a Saul: perché ascolti la voce di chi dice: ecco, Davide cerca il tuo male? Ecco, in questo giorno i tuoi occhi hanno visto che il Signore ti aveva messo oggi nelle mie mani nella caverna. Mi si diceva di ucciderti, ma ho avuto pietà di te. E ho detto: non stenderò le mani sul mio Signore, perché egli è il consacrato del Signore. Guarda, Padre mio, guarda il lembo del tuo mantello nella mia mano. Quando ho staccato questo lembo dal tuo mantello nella caverna, non ti ho ucciso. Riconosci dunque e vedi che non c'è in me alcun male, né ribellione, né ho peccato contro di te. Tu vai insidiando la mia vita per sopprimerla. Sia giudice, Signore, e mi faccia giustizia, Signore, nei tuoi confronti, ma la mia mano non sarà mai contro di te. Come dice il proverbio antico: dei malvagi esce il male, ma la mia mano non sarà contro di te. Contro chi è uscito re di Israele? Chi insegue? Un cane morto? Una pulce? Il Signore sia arbitro e giudice tra me e te. Veda e diffonda la mia causa e mi liberi dalla tua mano. Quando Davide ebbe finito di rivolgere a Saul queste parole, Saul disse: è questa la tua voce, figlio mio? Saul alzò la voce e pianse. Poi continuò rivolto a Davide: tu sei più giusto di me, perché mi hai reso il bene, mentre io ti ho reso il male. Oggi mi hai dimostrato che agisci bene con me, e che il Signore
Signore mi aveva abbandonato nelle tue mani e tu non mi hai ucciso. Quando uno trova e lo lascia andare sulla buona strada, il Signore ti ricompensi per quanto hai fatto a me oggi. Ora, ecco, sono persuaso che certamente regnerai e che sarà saldo nelle tue mani il regno di Israele. Parola di Dio. E ripetiamo insieme: pietà di me, o Dio, pietà di me. Pietà di me, o Dio, in te si rifugia l'anima mia. All'ombra delle tue ali mi rifugio, finché l'insidia sia passata. Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che fa tutto per me. Mandi dal cielo salvarmi, confonda chi vuole ingiupirmi. Dio mandi il suo amore e la sua fedeltà. Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria. Grande fino ai cieli il tuo amore, e fino alle nubi la tua fedeltà. Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì 12 che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costui dunque i 12. Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. Parola del Signore. Vorremmo portare con noi tutta la parola di Dio, tutta, grandissima, potente, proprio come figli del tuono. Ma dobbiamo ripercorrerla con la dimensione della fede, della preghiera, del silenzio orante, della capacità dell'anima di fronte alle prove della vita di osservare cosa accade dentro di noi e fuori. Chi insegui? Bellissima domanda, spirituale, profonda. Stiamo inseguendo qualcuno? Forse noi stessi, forse l'ombra di noi stessi? Qual è davvero la nostra ricerca, il senso profondo di questa ricerca nella vita? Siamo in tutto. Anzi, il mondo a suo modo spinge per inseguire e anelare qualcosa che in realtà a un certo punto della nostra corsa non sappiamo neanche che cosa sia. Siamo fuori strada, ma non lo siamo per una dimensione troppo egoica. Un po' sì, certo, ma dall'altra parte perché siamo condizionati da qualcosa di molto più grande. Si chiama diavolo, sì, Satana, Lucifero, molti nomi, significati un po' diversi, ma fondamentalmente la misura è sempre quella, la divisione, la separazione tra quello che sentiamo, la verità del nostro cuore, la nostra appartenenza profonda, il nostro mandato come testimoni e figli di Dio, e la tentazione a fare molte cose, a essere, a diventare, a inseguire una chimera.
Pensate allo stesso contesto storico in cui Saul e Davide si trovano, due dimensioni di due storie, una che sta terminando e una che sta nascendo. Una prova, quella di Davide, la capacità in qualche modo di avere il potere di uccidere il Dio. E invece no, in quella grotta, in quella caverna, curioso, la filosofia ha preso moltissimi spunti da questo. Una dimensione oscura, di tenebra. È il momento della prova della vita, in cui di fronte anche all'occasione di uccidere, poni di fronte a te, in quella ricerca, il tempo di Dio. E anche se ne hai la capacità, non lo fai, ma lasci che Dio agisca nella storia. E tu, a disposizione di questa storia, sei pronto, vigilante e attento a concedere la misericordia. Mentre Saul è combattuto dal desiderio di ricercare Davide e poi dal pianto per comprendere chi ha davvero davanti a sé. La capacità di attesa, di preghiera, come dicevamo anche nell'adorazione, è una dimensione in cui noi tutti siamo messi alla prova, proprio perché di fondo c'è questa dimensione di inseguire chi ha un cane morto o una pulce. Simpatico esempio antico testamentario, per comprendere che di fronte a questa corsa alle volte non c'è più nulla da inseguire, ma da comprendere. Alla luce della preghiera che abbiamo vissuto anche nel Salmo e che deve essere meditata, gustata, compresa fino nella nostra profondità per accedere a quel segreto profondo, a quel mistero che in realtà tanto mistero non è, ma è attesa di una rivelazione. Una delle preghiere, oltre alla pietà di me, o Dio, è: a te mi affido, salvami, Signore. Con quella pietà, con quell'invocazione e con quell'essere sopra i cieli con Dio. Abbiamo bisogno di aprirci a Lui con una disposizione dell'animo che guardi a quella offerta che anche nel Vangelo ci è stata ricordata. Gesù chiama gli apostoli e lo fa in due misure, con due verbi. Sono delle azioni che hanno anche una capacità di stare nella vita. Verbi. Abbiamo bisogno di stare con Gesù, da una parte. Li chiamò per stare con Lui, non per fare delle cose. Gesù non ti chiama per fare delle cose, ti chiama per stare con Lui, per vivere una profondità in cui lì Lui cambia il nome agli apostoli, li converte attraverso uno stare, un gustare del tempo, vivere una relazione profonda e poi li invia. Sì, perché poi una volta che noi abbiamo la capacità di stare con Lui, di fidarci di Lui, di essere uomini e donne nuove, rinnovati nel nome, perché Dio ci conosce per nome che parla della verità del nostro cuore, sì, allora siamo pronti a essere mandati nel mondo come figli di Dio e del tuono per illuminare la vita dei nostri fratelli. Paura? Certo, quando spaventa fino a metterti nelle ginocchia e a chiedere pietà a Dio. E quanti esempi nell'Antico Testamento e nella storia millenaria, profeti e uomini chiamati da Dio che sono scappati a gambe lavate per la paura. Paura, dimensione dell'umano. Abbiamo bisogno di tempo per stare con Gesù. E più c'è paura, benissimo, più c'è bisogno di tempo per stare con Gesù nella preghiera. E perché noi in quella preghiera cominciare a ricordare i doni che Dio ci ha dato, gli angeli che Dio ci ha mandato, uomini e donne che ci hanno amato, padri e madri, figli che Dio ci ha dato, possibilità e occasioni di incontro. Quando noi preghiamo e ricordiamo i nostri cari, che sono nel regno di Dio e sono accanto a noi, in una forma un po' diversa dall'occhio fisico. Ci vuole lo Spirito Santo per cogliere la presenza e il loro messaggio forte che passa attraverso lo Spirito. E tocca
la nostra sapienza, quella verità dentro di noi. Ci fermiamo, gustiamo la parola di Dio e diventiamo Eucaristia. Grazie a quella memoria che Dio ci ha dato un'occasione per considerare che nulla è scontato e che non abbiamo più bisogno di inseguire il mondo, perché siamo nel mondo come figli di Dio rinnovati in quella luce e ringraziamo Dio per i doni che ci ha dato e custodiamo nell'amore e nel ricordo le persone che abbiamo amato e che ci hanno amato e siamo pronti, rinnovati, affidati a Lui nella preghiera, di vivere ogni istante e ogni tempo con quella misericordia che Dio ci offre attraverso Gesù Cristo. Potenza di Dio, intensa e sapienza che rinnova la vita. Pensate, se lo desideriamo davvero, questo accade in ogni tempo e in ogni spazio, quando noi non spieghiamo, ma lo raccontiamo attraverso la nostra presenza. Siano le parole del Signore, gli esempi degli Apostoli, i martiri, semplicemente le persone che avete incontrato e che hanno illuminato il vostro cammino fino a portarvi qui e a continuare a credere anche di fronte alle prove della vita, siano queste i semi del tempo che verrà, di un'eternità che stiamo gustando oggi, che chiamiamo Eucaristia, e con quella gratitudine che rinnova la vita di ogni fratello e sorella in Cristo. Fratelli e sorelle, ogni giorno della nostra vita è un dono, un tempo favorevole per operare il bene. Invochiamo il Padre che è nei cieli perché conceda a ciascuno di noi di camminare sempre nelle sue vie. Preghiamo, ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa, guidata dallo Spirito Santo, sappia riconoscere nel tempo i segni della presenza di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i nostri pastori, mediante il ministero e la santità personale, siano educatori e padri nella fede. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per quanti sono duramente provati dalla vita, a nessuno manchi il soccorso nella tribolazione, il conforto di una casa, la sicurezza di un lavoro dignitoso, il sostegno della fede. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i bambini che oggi vengono alla luce, siano circondati dalle cure dei genitori, pronti a svolgere la loro missione educativa. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti noi rinati nel battesimo, il Signore ci renda capaci di leggere docilmente la sua parola e di annunciare al mondo con gioia e coraggio la potenza del suo amore che salva. Preghiamo. Ascoltaci. Assisti, o Padre, i tuoi figli e fa che portando con fede il peso della fatica quotidiana giungano alla pienezza della tua gloria per Cristo nostro Signore. Le offerte che riceveremo saranno dedicate alle nostre attività dell'unità pastorale.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Concedi a noi, tuoi fedeli, o Padre, di partecipare con viva fede ai tuoi santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio, si compie l'opera della nostra redenzione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per Cristo, la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo una sola voce la tua gloria. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Santo nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene in nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri, i diaconi e il nostro Papa Leone. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di Duccio. Ricordati del nostro Vescovo Pietro Popolino. Nella tua misericordia, di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto eucaristico, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona libertà e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Davanti a me tu prepari una mensa, il mio calice trabocca. Preghiamo. Infondi in noi, o Padre, lo spirito del tuo amore, perché saziati dall'unico pane del cielo, nell'unica fede siamo resi un solo corpo, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione finale, oggi è una giornata particolare, abbiamo saputo che il nostro Vescovo Carlo sarà chiamato a Roma a compiere un servizio importante per Papa Leone e la nostra arcidiocesi, la nostra chiesa diocesana attenderà un nuovo vescovo, un vescovo forte, umile, attento ai poveri, alla carità, che ci crei una strada di speranza. Curioso oggi nel mio pellegrinare a trovare le persone della nostra unità pastorale, mi sono imbattuto in una preghiera che il vescovo Coccolin portava sempre con sé. Una preghiera che fa pensare non solo a come essere pastore di una diocesi, ma come essere un padre, un fratello, un amico, un uomo e una donna di fede che sanno stare nel mondo testimoniando il Vangelo, non con abiti particolari, ma con gli abiti di luce dello Spirito Santo. Vorrei pregarla insieme a voi prima della benedizione. Dammi, oh Signore, la grazia di sorridere sempre, anche se il sorriso è velato di lacrime e sento lo schianto nel cuore. Fammi sorridere nella gioia e nel pianto, nel bene e nel male, per me e per gli altri. Fammi sorridere e irradiare sugli altri la gioia, infondere negli altri la speranza e suscitare negli altri la fiducia. Ti chiedo la pace, la saggezza, la forza, per guardare oggi il mondo con occhi pieni di amore, essere paziente e saggio, vedere i tuoi figli al di là delle apparenze come li vedi tu stesso, in ciascuno vedere solo il bene. Affido il passato alla tua misericordia, il presente al tuo amore, l'avvenire alla tua provvidenza. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita e restiamo nella pace. Auguro a tutti voi una buona serata, un buon rientro nelle vostre case. Saluto anche gli amici che ci seguono online. Ci vediamo domenica a Ruda alle ore 11 per vivere insieme la celebrazione eucaristica, per essere Eucaristia per i nostri fratelli. Buona serata.
dirgli: non ti ho fatto del male, ho rispettato la tua vita e la tua autorità. E qui abbiamo il momento in cui re Saul, rimane ammirato e sente tutta la vergogna di questa gelosia che era scoppiata e gli dice: tu sei più giusto di me. Ecco, è un grande insegnamento sapienziale anche per noi. Nel Vangelo di Marco viene raccontata la chiamata dei 12. Gesù salì su un monte, dunque è un luogo elevato, il luogo in cui sceglie i suoi primi collaboratori, gli apostoli,